La partita della settimana è stata offerta da Pagin Prefabbricati SPA. Amici sportivi in ascolto, buon pomeriggio. Le telecamere di Dilettanti Gol sono oggi al Comunale di Pontelongo per la sfida fra Pontecor e la Rocca Monselice, gara valida per il campionato di prima categoria Girone D, sesta di ritorno. Cielo sereno, terreno in buone condizioni, temperatura sui 14 gradi, le formazioni. Pontecor in completo verde, Vigato con Team Munaro, Michelin Marcolongo Zanardo, Gambato, Rasi, Ziglio, Fabian Hatimi. A disposizione di mister Cristian Cominato, Mazzetto, Brigato, Ceconello, Segolin, Baretta, Zib. La Rocca Monselice in completo nero, Amaranto, Sgaravatto, Boron, Spiandore, Facciolo, Simonato, Panella, Ruzzon, Berto, Malaman, Zecchinato. A disposizione di mister Alessandro Michelon, Dalfarra, Alessi, Cesaretto, Vignato, Furlango, Arienzo, Affidi. Arbitra il signor Civettin della sezione di Legnago. In avvio di partita si osserva un minuto di silenzio per ricordare i nostri militari periti in Afghanistan. Dopo 15 minuti la prima conclusione. Difesa di casa in affanno, il destro di Zecchinato non inquadra la porta. Malaman, defilato sulla sinistra, si libera della marcatura e scocca un destro, forte ma centrale. Alla mezz'ora occasione d'oro per il Pontecor. Sul traversone dalla sinistra ci va sicuro Gambato, Amaranto fa un miracolo. Cresce il Pontecor, palla sulla tre quarti, Ziglio non ci pensa due volte, Amaranto si salva in due tempi. I locali sembrano crederci, è Rasi che dal limite prova a sorprendere il portiere ospite, la palla sfiora il 7. Hatimi ha spazio, fa 60 metri con la palla, poi si accentra e va al tiro, alto. Manca un minuto al riposo quando Riccardo Malaman si libera, aggredisce lo spazio e di destro infila Vigato sull'angolino. La Rocca in vantaggio quasi a sorpresa. Gli ospiti sono pericolosi anche un minuto dopo, ma Civettin vede il fuorigioco. Dopo 2 minuti di recupero si va all'intervallo con gli ospiti in vantaggio. Con le immagini montate da Daniele Arena passiamo al secondo tempo. Perde palla a Zib, ne approfitta Zecchinato che avanza e va al tiro. Vigato ottimo, si oppone, poi il tap-in è viziato da offside. Cercano il raddoppio gli ospiti, sull'invito si inserisce Panella senza fortuna. Azione corale di prima del Pontecor. Hatimi arriva a tu per tu con Amaranto, ma il suo tocco finisce a lato di un niente. Sulla destra discesa micidiale di Malaman che dal fondo rimette al centro per Berto, su cui Vigato salva da campione. Col Pontecor sbilanciato in avanti sfruttano gli spazi gli ospiti. Velocissimo è Malaman che dopo aver superato anche l'estremo difensore insacca. La Rocca 2, Pontecor 0. 44esimo. Su punizione assist di Munaro per Michelin che trova la deviazione. La sfera è sulla traversa. Dopo 5 minuti di recupero il triplice fischio del direttore di gara. Pontecor 0, la Rocca Monselice 2. Pagin Prefabbricati SPA è azienda leader che opera nel settore della progettazione, realizzazione ed installazione di prefabbricati metallici da oltre 20 anni, sia sul mercato nazionale che su quello internazionale, vantando collaborazioni con qualificati partner internazionali e con numerose referenze di assoluto prestigio. Garage Prefabbricati. La nostra gamma di prodotti include dei moduli prefabbricati progettati e realizzati per essere utilizzati come garage per automobili o per ricovero attrezzi. Il design, le caratteristiche tecniche ed il prezzo molto competitivo li rendono una soluzione ottimale per soddisfare tutte le necessità di ricovero mezzi ed attrezzature, anche in zone residenziali. Pagin Prefabbricati SPA a Reschigliano di Campodarsego, Padova, telefono 049 55 64 355. Per le interviste si ringrazia Jolly Box SRL. Ai nostri microfoni Riccardo Malaman, match winner della partita. Raccontaci i gol.
I gol sono stati frutto del lavoro dei compagni, perché il primo è partito un lancio di Simone che abbiamo provato in allenamento con la spizzata di Davide Berto. Io andavo in profondità, Marco Longo è arrivato in ritardo su di me, sono riuscito a saltarlo e a tirare subito e ho fatto gol. Il secondo è stato un contropiede e, insomma, nonostante i 35 anni ancora riesco a correre un po' più veloce dei difensori e abbiamo rubato palla a centrocampo, un lancio su di me, sono stato più lesto, ho superato il portiere e ho segnato. Ecco. Tuoi programmi per il resto della stagione? Di salvare la Rocca e spero di concludere con la Rocca la mia carriera che è iniziata con loro. Alessandro Michelon, mister della Rocca. L'ultima volta che ci siamo visti pioveva e una partita sfortunata a Legnaro. Oggi c'è il sole e una vittoria. Eh sì, la seconda consecutiva, veniamo da 8 risultati utili consecutivi, questo ci fa ben sperare, insomma noi abbiamo un cammino, abbiamo un obiettivo, prima ci arriviamo e meglio è. Ecco, mi hai anticipato, diciamo dal 27 novembre che non perdete una gara, la cura Michelon funziona? No, è la cura dei ragazzi, l'allenatore incide il 5-10%, ho un bel gruppo, è stato rinforzato, siamo in salute, oggi avevamo delle assenze molto importanti a causa della partita di domenica, però chi è andato in campo è andato al massimo e se si va avanti così siamo fiduciosi. Ecco, siete diciamo usciti dalla zona play-out? Non lo so, per me ogni partita abbiamo 10 finali oltre a questa, quindi al 6 di maggio vedremo se siamo usciti o no. Benedetto Marcato, presidente del Pontecor. Purtroppo seconda sconfitta consecutiva, ma voi siete una neopromossa, quindi? Stiamo pagando un po' le conseguenze di questo periodo, che abbiamo tanti infortunati e stiamo soffrendo abbastanza, perché abbiamo dei personaggi che sono indispensabili e che hanno avuto infortuni, strappi, e anche quelli che sono in campo non sono in ottime condizioni perché sono venuti fuori da una situazione di infortuni, quindi stiamo un po' pagando le conseguenze di tutte queste cose. Però insomma speriamo che giri un attimino diversamente col proseguo del campionato e venire un po' fuori da questo momentaccio che non va bene. Diciamo prima della pausa 2 pareggi, una vittoria col Cavarzere, dopo la pausa queste 2 sconfitte inaspettate. Sì, perché non abbiamo recuperato niente, anzi abbiamo perso degli altri giocatori che sono importanti per la nostra squadra, quindi non c'è da inventarsi niente, dobbiamo aspettare, superare questo momento e sperando che quelli che abbiamo fuori rientrino e quindi iniziare a fare le nostre partite con una formazione un po' diversa. E un messaggio ai tifosi, Presidente? Beh, non dobbiamo scoraggiarci, dobbiamo avere fiducia, dobbiamo sperare in momenti migliori. Io ringrazio tutti i nostri tifosi che devono continuare a sostenerci e darci una mano per superare questo momento. Cristian Cominato, mister del Pontecor, la partita di oggi? La partita di oggi credo sia stata decisa da episodi, nel senso che abbiamo subito il primo tiro in porta al 44esimo del primo tempo e lì sono andati in vantaggio. Precedentemente abbiamo avuto un paio di occasioni dove potevamo andare in vantaggio noi e probabilmente sarebbe cambiata la partita sicuramente. Nel secondo tempo abbiamo avuto subito un'occasione per pareggiare e l'abbiamo sbagliata e gli episodi a volte ti premiano, a volte ti condannano. Oggi ci hanno condannato. Quello che dobbiamo fare è ripartire, perché il nostro campionato è un campionato che deve portarci alla salvezza, non dobbiamo fare voli pindalici, pensare ai playoff, anche se fino adesso ci siamo stati vicini, ci siamo stati dentro, e quindi da domenica ripartiamo, anche se sappiamo che sarà dura perché andiamo a giocare a Boara, quindi Boara sarà sicuramente dura, ma sono tutte dure le partite. Anche oggi abbiamo visto non c'è una squadra a materasso, te la devi giocare in modo diverso, credo, con un altro spirito, con un'altra voglia, con un'altra determinazione. Certo l'impegno non è mancato, perché non posso dire niente ai ragazzi sotto il punto di vista dell'impegno. Dobbiamo essere più propositivi, dobbiamo giocare di più, con un'altra voglia, con un'altra determinazione se vogliamo salvarci, altrimenti sarà dura. Diciamo, proprio guardando avanti, voi avete nei prossimi turni le squadre che vi precedono in classifica. Sì, e questo è positivo, nel senso che se abbiamo ambizioni
per voler puntare a qualcosa di diverso, adesso tocca a noi, non ci sono più scusanti, ce la dobbiamo giocare con tutti, però ripeto, dobbiamo giocarcela con un altro spirito. Se saremo bravi a capire questo, saremo un po' più umili e giocheremo più di spada e meno di fioretto, probabilmente daremo del filo da torcere a tutti. Dove arriveremo non lo so, però ce la giocheremo in maniera diversa. La ditta Jolly Box SRL, presente da quasi 10 anni sul mercato, è specializzata nel noleggio di strutture prefabbricate per diversi utilizzi, quali uffici, mense, bar, biglietterie, box, servizi igienici e spogliatoi. I moduli prefabbricati Jolly Box offrono il più ampio ventaglio di applicazioni presenti oggi nel mercato del noleggio e si caratterizzano per modularità, flessibilità ed economicità. Jolly Box fornisce soluzioni per i diversi settori di mercato, dal civile all'industriale, dal privato al pubblico, e mette a disposizione dei suoi clienti un servizio e un'assistenza completa. Studio della soluzione ideale alla preventivazione. Consegna, l'installazione e ritiro, pulizia, supporto tecnico, sicurezza alla copertura assicurativa. Jolly Box è a Reschigliano di Campodarsego, Padova, telefono 049 920 1683.